Bella raga, ciao a tutti dal Comandone Veneziano, siamo qui a Baku, di nono con Norris, quindi molto bene, e come sempre con Ricciardo, una merda. Ricciardo a fine anno salta al 100%, salvo ripensamenti dell'ultimo momento, ma sono tutti i coglioni. E adesso vediamo sta gara qua, se sta gara fa ancora male può essere che mi riprovo anche il nuovo colpo. Strategie completamente diverse, con Ricciardo provo due soste, con soft e media soft, mentre con Norris è più prudente e... No, aspetta, però, non ho aggiornato la cosa, grazie, ecco e con Lando medie e poi hard una sosta. Boh raga, l'assetto di Norris non è valido, 81%, quello di Ricciardo è un disastro, non testato, nel senso, ho fatto un ultimo cambio ma non è andato benissimo. Però vediamo, bisogna vedere in gara, la vedo dura però. Non è prevista pioggia per la gara odierna. Mentre i piloti Ciao prendono Caro, ciao. posizione in pista, nel cielo si può vedere qualche nuvola. Mi fa piacere. Ed ecco Lando Norris. Ragazzi, per L'attesa piacere. è finita e inizia il Gran E qua me lo Premio. sento che ci saranno colpi di scena, ragazzi. Ho visto video dove sono 4-5 ritiri con due Velocissimo safety car, zio, e ok. via, partita. Vai. Si parte, raga. Stiamo su Norris. E vediamo cosa succede. No, mamma mia, l'ho visto morto. Ok. Bravo Norris, dai. Una posizione guadagnata. La cosa mi gasa. Sorpasso spettacolare della McLaren. Bravo, bravo, bravo. Verstappen parte con le soft usurate. Boh. Boh. E beh, Ricciardo, prima che farà un sorpasso, aspetteremo 30 anni. Guardalo, guardalo, Rich. Quanto me lo godo. Norris lo amo. Norris vuole portare il titolo con Norris. Questo è l'obiettivo. Fantastico sorpasso. Boh, fatto qualcosa, Ricciardo, bene. Le gomme sono calde. McLaren sale e va avanti. Vediamo. Diamo un'occhiata al replay. Rivediamola. Qui Vediamo c'è cosa ha qualche combinato novità. Danielone. Che si gioca tutto oggi, eh? Bravo. Bravo, Rick. Le gomme sono calde. Vabbè, calma, stiamo calmi. Velocizziamo un attimo. E vediamo il primo giro. Vabbè, chiaramente fastest. Un po' presto, ovviamente, per... Intanto Norris è sesto. Mamma Lando. Scatenato Landone. Vediamo cosa Vediamo combina qual è su Bottas. successo. Ecco qui, stiamo vedendo Lando Norris. Bravo Lando all'esterno così, me lo godo alla grande. Mamma mia che Lando, signori. Che Lando. Buono. Adesso manteniamoci così. DRS enabled, DRS. Non stiamo girando. DRS attivato. Ok. Vediamo i pneumatici. Vabbè, siamo in linea per il momento. Ricciardo 15esimo, va bene. Mamma mia, Norris, cosa sta tentando Norris? Doppio sorpasso. Yeah, it was a good job. Sono scioccato, ragazzi. Mamma come sta andando Lando. Velocemente ora. Eh sì. Vabbè, sfruttiamo questo momento, poi tra un po' abbassiamo un po' i ritmi perché sennò dobbiamo andare fuori dal DRS di Gigione, di Gigi Hamilton. Mamma mia, se Lando mi fa sta gara però la godo. Ricciardo indietro, Ricciardo in difficoltà, ragazzi. Abbiamo 6 decimi. No, avevo sì. Un decimo e 3 da Perez. Accumulo. E accumulo. Good job, good job. Ricciardo sale 14esimo intanto, molto bene. Recharge on. Okay. Guardiamolo, adesso qua stiamo un po' tranquilli.
Just be careful with this tire. Se no veramente le gomme partono. Okay, keep looking after the tyre. Ok. Adesso vediamo il ritmo. 1 e 2 di vantaggio su Gigi. In questo momento non ha il DRS. Tanto c'è lotta dietro. C'è lotta qua tra Gigione e Sainz. Fastest di Lando, signori. Fastest di Lando. Adesso però devo tenere un po' le gomme un po' di più. Non mi convince Verstappen. Eccolo là, subito. Appena caliamo, vedi, questo è il problema. Ferrari è riuscita a guadagnare una posizione. And a recharge off is okay, please. Recharge Appena off. caliamo, subito prendiamo le bombe. Ah, Dio mio. Se vediamo l'ultimo giro, infatti, sono un po' curioso. No, infatti, giriamo più lenti. Norris torna sesto. Una posizione conquistata dalla Mercedes. Che palle, però. E l'usura di Gigi? Beh. Anche Ricciardo cala un po'. Ottimo sorpasso per l'Alpine. Dobbiamo stare a ritmi elevati, purtroppo. Maximum pace. Yeah. Need to push. Vediamo stando Okay. sul ritmo aggressivo. Siamo nel corso del quinto giro. Un po' avanti, vediamo se succede qualcosa. E di subito Norris supera Gigi. Sorpasso spettacolare Bravo. della McLaren. Che bruciamo le gomme, quello è il problema. Però, ecco, Gigi ci risupera. La Però Mercedes conquista una posizione. abbiamo un bel vantaggio, però. Su Bottas, anche sesto posto io non lo butto via, sinceramente. Bottas si sta un po' recuperando adesso. Hamilton se ne sta andando. La nostra gara non è sulle Mercedes, Ferrari, Red Bull per il momento. Se facciamo ritenere carburante. Anche lì. Vai. Voglio puntare una seconda parte più forte. Comunque Norris c'è, eh? Norris è tornato attaccato a Hamilton. Va bene, Lando, va bene. Attenzione. Ah. Una bandiera. Testa coda. Vettel, testa coda di Seb. Diamo uno sguardo di nuovo. È coinvolto Sebastian Vettel. Ha perso il posteriore. Mamma mia, era proprio in mezzo alla pista però, eh. Vediamo un po' la... Allora. Ricciardo, con a livello di usura non è messo benissimo, eh. C'è la sosta, ce l'abbiamo intorno dal 18 al 24. Ce la può fare, però monitoriamo. Non il 74 in linea con gli altri, diciamo, dai. Bene, così la gara mi va benissimo in questo momento, anche il carburante, teniamo, pompiamo tutto alla fine. Proviamo questa strategia qua, tanto il DRS ce l'abbiamo. Non fare cappelle, ecco Norris, quello no. Vai Gigio, vai Norris, grande. Me lo supera così, Gigi. Anche lui è in risparmio probabilmente. Bravo Norris, bravo Lando. Molto bene. McLaren sale e va avanti. Mi risupererà Hamilton, so che è una lotta così, lo sapevo. Non è un La problema. Mercedes ha sorpassato. Va benissimo.
Io devo fare punti, per questa prima stagione devo fare punti, non mi interessano i podio, queste robe qua. Se arriva meglio ovviamente, ma... Ricciardo 14esimo, Ricciardo, una roba grande, Ricciardo veramente in difficoltà. Adesso Hamilton se ne sta andando ovviamente. L'Alpine è avanti ora. Ricciardo, qualcuno comincia a dare i box. Adesso deve tirare tutto Ricciardo. Maximum pace, maximum pace. Sono gli ultimi giri prima della sosta. Vai Ricciardo, spacca tutto. Nel senso buono del termine. Lando mi preoccupa, Lando alla sosta al 24esimo 30. Mi siamo già ridotti così con le gomme, bene. Ecco. Lando non mi preoccupa un po'. Tanto Verstappen va ai box ovviamente. Landone mi preoccupa. Vediamo quanto tengono le gomme. Botta sta arrivando però, Dai Ricciardo, fammi gli ultimi giri a bomba. Che bello avere Verstappen dietro. Se Verstappen mi supera sicuro. Sì, siamo nella finestra, lo so. Tirami ancora un po'. Norris comunque te ne stiamo rovinando la gara di Verstappen, godo. Ricciardo deve spingere, fioi. Vediamo gli altri come hanno le gomme. 52, beh, siamo là, dai. Siamo là. Bravo Norris, bravo. Chi indura? Certo, lo facciamo stare ancora un po' fuori. I box Sainz adesso. Eccoci qua. E adesso box. Opzioni box. Andiamo. Vai. Dammi tutto Ricciardo, dammi tutto. Devi darmi tutto adesso, Rich. Ok, understood. Rich ha le gomme finite. Si poteva andare un giro prima, va bene, dai. Ultimo giro 1.5, dai. Forse sto giro qua sta un po' perdendo. Oh, ma solo a me non succede un cacchio. È pazzesco. Ok, box, Ricciardo. Nice job. Ok, Ricciardo, vai di medio. Passo spettacolare della McLaren. Norris è terzo, bravo Norris, bravo Norris. Ok, neutro. Adesso chiaramente Ricciardo alla sosta tra il 40 e il 46. Adesso facciamo tirare un po' ovviamente. 14esimo è rimasto là alla fine. No, Norris non fa passare Max, quanto godo. Leclerc e Gigi hanno le gomme simili, diciamo, come usura. Allora, 24-30. Ai box Leclerc, vanno ai box presto. Vanno ai box presto. Verstappen mi supera, ma lo sapevo, è normale che sia così. La Red Bull è avanti.
Che io e Russell siamo gli unici che non siamo andati, Che la finestra di pit è aperta. Fammi vedere. Ok. Ora facciamo così. Stay close. Oh. Yeah, go. Diamo a Norris gli ultimi 2 giri, diciamo, a bomba. Ricciardo 10° in questo momento, bravo Rich. Beh, 2 giri riesco a farli, dai. Beh, 1 giro e mezzo in realtà, Norris è quinto. Abbiamo Russell che rompe i maroni. Russell come ha le gomme, un po' meno usurate delle mie. Prego Norris, non perdere troppo tempo. Stiamo perdendo qua purtroppo. Vaffanculo anche l'accumulo. Tutti sono con le hard, Recharge off whenever's good. Diciamo che tutti puntano su una sosta. E con Ricciardo esperimento io. Mamma mia, guarda che lotta tra Ricciardo e Russell, ragazzi. Ah, vai box adesso, vaffanculo. Penso che è bene andare adesso per non perdere troppo. Azioni box. Hard. Vai. Box this lap, box this lap. Yeah, confirm. Happy Sainz to ci prova. Ricciardo sempre 10°. Accumuliamo un po'. And recharge should be on. Understood. Dai Norris, dai, tien Bottas. Tien Bottas. Ok, Norris ai box. Vediamo, ma non sarà facile. Vediamo quante posizioni perdiamo, forse le perdiamo anche da Bottas. Ai ai ai. No, non è stata una grande idea. Abbiamo perso troppo, forse. Perdiamo una posizione sicura, spero non 2. Boh. Ho perso una posizione su Valtteri Bottas. Di allungare troppo non è mai conveniente, però no, è difficile guadagnare. Okay, keep looking after the tire. Ricciardo lasciamolo adesso un po', se no le gomme muoiono. Recharge off, recharge off. Okay. Se Norris mi supera Bottas. Un po' avanti. Dai, superiamo i Bottas. Ok, bravo. La McLaren sale e va avanti. Cumulo. Equilibrata. Standard. Ok. Giro più veloce di Lando. Blau job, bravo. Save fuel from now. Yeah, confirm. Vediamo anche le gomme meno usurate degli altri. Ricciardo si mantiene in 10 posizione, però ricordiamo che Ricciardo dovrà fare un'altra sosta tra il 40 e il 46. Quindi tra un po' comincia a pompare. Bottas si sta tornando. Recharge off, please. Mamma mia, oh. Vediamo, Bottas c'ha l'84%. Sì, Gigi ormai è andato, bisogna puntare al 6° posto secondo me. Cominciamo ad attaccare con Maximum
pace, Daniel. Con Ricciardo. Manage the pace. Okay, understood. Difesa. Tieni duro, dai, dai, cazzo, Bottas, però non può rompere i marroni Bottas. Vai, vai, scappa via Norris, scappa via un po'. Mancano 20 giri. E niente, la bagarre come indiana finora su F1 Manager non ce l'ho, zio Ken. Ne abbiamo anche Russell che rompe i marroni, buttatevi fuori voi due, niente. Solo da me devono spaccare il cazzo. Mamma mia, siamo vicinissimi anche. Devo cominciare ad andare un po' avanti perché sennò 100% pace, 100% pace. iniziamo a tirare un po' il carburante al massimo. Spingiamo un po' e vediamo se riusciamo ad andare via da sti due marpioni. Dai. Ricciardo 68%. La strategia di due soste che ma abbiamo poco vantaggio. Guadagniamo poco purtroppo. Se sta andando adesso Lando, questo è buono. Ok. Lasciamo un po' le gomme. Just be careful with this tire. Confirm. 1,5, 1,5. Dai, dai, guadagniamo un po' e poi ci mettiamo in pausa perché siamo su standard. 2 secondi abbiamo, quindi va bene. 78, beh, allora diciamo come usura va benissimo. Come usura va benissimo. Qua ce ne siamo andati bene, perfetto. Adesso vorrei solo qualche colpo di scena che non arriva, non c'è niente da fare. Tra poco prepariamoci alla sosta con Ricciardo che è nono. Focus on fuel from now. Quindi stai tranquillo, stai tranquillo. Confirm. Stai tranquillo. Tre secondi da Russell, benissimo. Ricciardo lo guardo poco perché non sarà facile, io ci proverò, ma Albon vai box. Ok, la finestra si è aperta. Perfetto. Bene. Io direi di andare subito. Però boh, non sembra la strategia migliore, eh. Box this lap. Come Box essere this lap. sinceri. Vediamo gli altri. 60. Difficile che gli altri possano andare ai box. Vediamo. Però poi devo tirare veramente come un disperato, eh. Pneumatici, vediamo. Allora, Norris 67, siamo là solo. Ecco, Russell comunque è messo meglio come usura, bravo Russell. Però siamo a 4 secondi, stiamo gestendo bene adesso, eh. Ora stiamo gestendo bene. Look Lo after the so, fuel. stai calmo. Okay. Stiamo un po' conserviamo adesso, se no mi spaccano i maroni. Big lifts. Yeah, confirm. Ok, adesso Ricciardo è 14esimo, deve fare un miracolo, vediamo se ce la fa. Adesso forse recupererà perché sto risparmiando carburante. 3,8, 3,7. Ok, stiamo su equilibrato. Siamo veramente lì però, eh. Facciamo un super giro con Ricciardo.
Carica air completata. Ricciardo devi spingere però adesso, Okay, use deploy. Okay. Se non mi spingi adesso però Ricciardo, zio Ken. Boh, Russell è a 2. Proprio Ricciardo è stronzo. Conserviamo una... Guarda che roba. Dai, provaci Ricciardo, provaci. Dai Ricciardo, dai, madonna. Quasi finita la gara. Attenzione che 1 e 3. Let's have 100% pace. 100% pace. Possiamo tirare con le gombe. Confirm. Ricciardo incredibile, c'è una vergogna Ricciardo. Ricciardo li ha tutti là. Potrebbe anche superarli però, Abbiamo le gomme migliori. Certo, le ha bruciate, in 10 giri. Non ci credo. Ma Ricciardo ti saluto. Salutiamo il piccolo Angelo Ricciardo, aver rotto i coglioni. Troppi errori, troppi errori. Dai Lando, almeno tu portami a casa punti. Portami a casa punti. Che caldo. Uno e 5, siamo tranquilli però. 1 e 6. 1 e 6, sì, dai. Abbiamo margine. Nuovo giro veloce di Ricciardo, ma serve a poco perché... Okay. Giro veloce di Ricciardo. Ultimo giro. Devo fare un giro bello. Ricciardo, attenzione Ricciardo. Ma è lontanissimo da Alonso. 11esimi, vaffa. Norris si sta arrivando. Leclerc! Charles Leclerc si aggiudica il Gran Premio. Complimenti. Peccato per Ricciardo, 11esimi, fuori dai punti, ma non merita assolutamente. Adesso vediamo se trovo qualcuno, lo compro, non mi interessa. Dai, no, rischiudiamo sta gara. And recharge on is okay, please. Confirm. Ok, That is the checkered flag. bravo Norris. Ottimo sesto Yeah, posto. awesome job, everyone. Godo. Godo. Great job, Godo. mate. Godo. That's the checkered flag. Boh, finisce la gara. Qualche punto è arrivato, ma com'è? Lando Norris può sentirsi. Bravo Lando. Ricciardo, purtroppo fa fastest almeno Ricciardo, incredibile Rick. Norris 33 punti, Ricciardo ne ha 2, benissimo. Costruttori, siamo sesti, madonna, 3 punti. Dobbiamo arrivare, io voglio arrivare, l'obiettivo è il quarto posto, cazzo, il primo degli umani. Mamma mia. Ok. Bei soldoni, come sempre. Adesso dobbiamo valutare un attimo perché mi ha rotto i maroni. Allora, vabbè, qua al solito. Fantastica gara. Perfetto. Piloti. Russell non è interessato. Se Leclerc sarebbe interessato, però non toglio, non voglio togliere Leclerc alla Ferrari, dai, già fa cagare. Ocon mi piace, lo sapete, propongo il contratto.
Istruzione di Ricciardo, 2 stagioni. Bisogna pagarlo però, 8 milioni mi costa per questo scherzo, Però lo sapete che Ocon piace tanto, fare Norris Ocon sarebbe una bella cosa. Sì, sono stufo di Ricciardo, troppi errori. Ok. Offri contratto. Porca miseria, oh. Neutra. Ecco, ma quanto vuole sto uomo? Cioè, veramente vuole spennarmi. Trattative importanti. Vediamo. Ok. Mamma mia. È difficile, eh? Quella è dura, Beppe, quella è dura. Proprio per indennità di rescissione 8 milioni. 16 no, non posso permettermi di spendere così tanto, non è cattiveria. Piuttosto prenderei un giovane, vediamo se c'è un giovane magari. Sì, però la differenza di bravura è importante. Ma qua nel... Avevo fatto un po' di ricerca in corso. Quanto ci mette, cazzo? Meo Ione. Vabbè, non posso spendere così tanto, però. Ricciardo ha un contratto di quanto? Me lo dice? Un anno, boh, ovviamente lo rescindo e ciao. Norris, 4 anni, perfetto. Un punto sviluppo. Riflessi. Godo. Sta salendo bene Lando. Buono, buono. Auto. Nuovo, non posso farlo il progetto. Andiamo avanti. Pance laterali. Oh yes. Pance laterali. Riduciamone. Affrettato. Facciamo 2, dai. Ok. Ma io ho già qualcosa, questo voglio capire un attimo. Magazzino. Pance laterali. Ne abbiamo già comunque. Questo mi migliora, Ah no, non ho un cazzo, ok. Non ho niente in magazzino, devo aspettare. Vabbè. Magari 3 giorni, zio, ok. Pioggia leggera è prevista, Pioggia leggera, purtroppo. Sabato addirittura, mamma mia, diluvio in qualifica. Ok. Dai, facciamo così. Tanto sappiamo che Ricciardo non ce la farà mai. Vabbè, raga, sotto il comandone veneziano non è conveniente rescindere Ricciardo, più l'acquisizione di un nuovo pilota, praticamente perdo tutto il budget. Raga, ho salutato il comandone veneziano. Ciao!